Mattinata di esercitazioni per 12 dei 30 volontari, di cui è composto il gruppo di protezione civile di San Donà di Piave. Alle 8 del mattino i componenti, coadiuvati dai capisquadra e dal coordinatore, si sono ritrovati quindi alla Conca di Intestadura a Musile di Piave per l'inizio delle attività. Noi stiamo facendo un intervento come simulazione di un allagamento in un garage o scantinato, come si vuole chiamare, insomma. Stiamo insegnando ai nuovi volontari il funzionamento di questa macchina chiamata idrovora, un nuovo montaggio dell'idrovora, far partire, svuotare il sottoscantinato o garage che ci sia, rimontare il tutto in sicurezza. La Protezione Civile è una comunità di uomini e donne preparati e attrezzati per intervenire in tempi rapidi quando c'è un'emergenza e per farlo organizza periodicamente esercitazioni teoriche e pratiche. Ogni mese facciamo un'esercitazione, addestramento per formare tutte le squadre nuovi e soprattutto anche quelli vecchi. Però tutti devono saper far tutto. La protezione civile si attiva quando riceve una chiamata diretta oppure una chiamata che gli arriva dall'amministrazione comunale che a sua volta riceve tramite il telefono dell'emergenza la segnalazione di necessità di un intervento. Questi tipi di interventi vanno a aiutare le persone in difficoltà per il rischio idraulico, conseguentemente al fatto che o per pioggia o per guasto all'interno di un edificio si rompe ad esempio l'acquedotto, si trovino scantinato o un garage completamente allegato, ovvero perché a causa di un persistere di eventi meteorologici magari anche di alta intensità, può capitare che ci sia un rallentamento del sistema del flusso delle fognature e conseguentemente poi le abitazioni o scantinati o le attività possono finire sott'acqua. Le attività però non si limitano agli interventi di soccorso per allagamenti. Oltre che in casi di emergenza territoriale, infatti, i volontari operano tutto l'anno in varie forme, dalla prevenzione alla diffusione di buone pratiche tra i cittadini, fino al controllo e al presidio del territorio. Un'azione ampia, quindi, che ha bisogno del massimo supporto. Il gruppo di protezione civile è fatto da volontari. Chi volesse entrare, cosa deve fare? Basta che faccia una semplice domanda utilizzando il modulo predisposto recuperabile anche in rete e allega poi alla domanda la carta d'identità. Non è che questo poi sia abilitante, inizia un percorso formazione all'interno del gruppo seguito dalla formazione regionale attraverso la città metropolitana che consiste in 44 ore. Proprio a fine mese alcuni dei nostri inizieranno questi nuovi a fare i corsi di formazione che si articoleranno nell'ambito di 40 giorni, appunto queste 44 ore, e a febbraio ne faremo altri ancora.